in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Questo è abete bianco, è una delle particolarità di abeti che vengono utilizzati per gli alberi di Natale. Siamo all'ultima puntata di Agricoltura Veneta per questo 2018, siamo venuti a Treviso in uno dei vivai storici alla Vandenborre proprio per vedere come è andato l'andamento in queste feste natalizie per quanto riguarda gli addobbi, per quanto riguarda i regali, per quanto riguarda insomma il verde di questo settore, soprattutto nel settore natalizio. E siamo venuti a vedere come è andato l'albero di Natale anche in relazione a quello che è accaduto nell'Agordino, agli alberi caduti. Siamo qui insieme a Paolo Pastrello, titolare di Vandenborre, e al nipote Giovanni, giusto? Intanto buongiorno. Buongiorno. Ultima puntata di Agricoltura Veneta, abbiamo visto un albero di Natale, stiamo vedendo un albero di Natale un po' particolare. Sì, questo è l'albero di Natale che si faceva negli anni 50-60, quando avevo l'età di mio nipote Giovanni. Allora glielo facciamo raccontare a lui questo. Sì, bravo. Giovanni, allora ci vuoi raccontare com'è l'albero di Natale, come lo faceva tuo nonno? Allora, l'albero di Natale di tanti anni fa si faceva con mandarini, bagigi, noci. Senti, ma e tu come lo faresti adesso, tu che sei la nuova generazione? Lo farei con le luci, le palline. Un po' come l'hai già fatto di fatto. Sì. Noi, avete capito, faremo un viaggio non solo sugli alberi di Natale, ma anche sulle stelle di Natale, su molti altri prodotti che sono la particolarità di questo Natale, di questa festività 2018, ma come sempre cominciamo con i titoli. Successo quest'anno per la stella di Natale, ottime le vendite anche dei tradizionali alberi, con molta attenzione per quelli ricavati dai boschi devastati dal tornado di fine ottobre, la fotografia di un settore vivaistico che non conosce crisi. Secondo i dati della Coldiretti, dei 30.000 nuovi coltivatori italiani più di 1.000 sono veneti, le nuove sfide tra costi e vincoli, grande entusiasmo degli under 40 verso il primario, ritenuto ancora un settore dalle grandi potenzialità. In Veneto un'azienda su 5 è condotta da donne, lo dicono i dati dell'ultimo censimento di Unioncamere. Di particolare interesse è la presenza delle straniere che posizionano la nostra regione per appeal imprenditoriale al quarto posto dopo la Lombardia, il Lazio e la Toscana. Nuovo mercato per il kiwi veneto, dal 2019 sarà esportato anche in Corea del Sud. L'accordo è a inizio dicembre con l'emissaria del governo locale, i primi container non appena sarà attivata la filiera di controllo fitosanitario nel paese asiatico. Torna nelle case venete la tradizione del vischio, i consigli per acquistare e soprattutto mantenere i rametti della pianta parassita dei boschi, ma tanto usata nelle feste di fine anno. Giovanni, ma che albero è questo? L'abete rosso, E dietro di te invece? l'abete bianco. Ecco, signor Paolo, questi sono due tipi diversi di alberi che sono stati utilizzati per fare gli alberi di Natale. Secondo i dati di Coldiretti, meno abete rosso, più altro tipo di alberi per gli addobbi. Per me è un 50-50. Però anche lei ha notato che c'è sempre più gente a fare l'albero. Sì, quest'anno ho notato sì, abbiamo avuto anche un aumento del 10-15% di vendite, perché la gente torna un po' a fare l'albero tradizionale come una volta. Senta, la media mi dicono che sia sui 33 euro, diciamo di costo. Si va da quanto? Beh, noi andiamo da 10 euro a 150. Ecco, appunto, si arriva anche a 200 euro. Che albero è da 200 euro? È un abete bianco sui 4 metri. Ecco, a proposito, i dati Coldiretti dicono che invece gli alberi si sono accorciati perché le case sono fatte più piccole. Non è vero, io vendo molto più alti degli altri anni. Sì. Perché a Treviso ci sono tipi di case che hanno soffitti anche di 3-4 metri. Ecco, poi Città storica. Ecco, poi un'altra cosa, gli alberi invece diciamo ricavati da quelli caduti dal vento, dalla tragedia che è capitata nell'Agordino. Lì purtroppo c'è poco da ricavare, erano alberi centenari molto belli, facevano bosco, però quelle punte, le loro punte rimaste in cima non sono tanto belle sì, sono verdi, però devi piantarli in un vaso e esteticamente non sono belle da vedere. Bene, allora adesso noi ci fermiamo un attimo come sempre per le notizie e poi riprenderemo perché non ci sono solo gli alberi di Natale da addobbare, vero? No,
si può addobbare anche su una camellia sassanqua. Che andiamo a vedere, Natale. che adesso andremo a vedere. Allora però andiamo a sentirci le notizie. Secondo i dati della Coldiretti, dei 30.000 nuovi coltivatori italiani, più di 1.000 sono veneti. Grande entusiasmo degli under 40 verso il primario, ritenuto ancora un settore dalle grandi potenzialità. Tra innovazione e tradizione, la sfida delle nuove generazioni in campagna è nel coraggio della scelta di fare il contadino, ormai considerato un mestiere di tendenza e affrontato con la grande responsabilità di fornire beni alimentari sani alla collettività, tutelare l'ambiente e conservare il paesaggio. Mestiere dall'avvio però difficile e costoso. Coldiretti segnala a tal proposito l'elevato costo della terra arabile in Italia, la più cara a livello europeo. Vicino al record del valore dei campi della Liguria c'è il Veneto, con una media di 68.000 euro ad ettaro. In Veneto un'azienda su 5 è condotta da donne. Lo dicono i dati dell'ultimo censimento di Unioncamere, che rivelano la presenza femminile in tutti i comparti economici, conteggiando quasi 100.000 imprese sulle 500.000 totali, ovvero il 20%. Di particolare interesse anche la presenza delle straniere, che posizionano la nostra regione per appeal imprenditoriale al quarto posto, con poco meno di 12.000 realtà dopo Lombardia, Lazio e Toscana. Per quanto riguarda l'agricoltura, dati ancora più elevati per l'imprenditoria femminile. Il comparto infatti si conferma rosa al 28,5%. Il Ministero delle Politiche Agricole ha dato il via alle esportazioni in Corea del Sud, un nuovo mercato ottenuto dall'esito positivo della visita dell'ispettrice coreana che dal 3 al 7 dicembre 2018 ha controllato a campione i frutteti e gli stabilimenti di Veneto ed Emilia-Romagna inseriti negli elenchi ufficiali. L'avvio dell'attività di export del kiwi italiano in Corea per la campagna 2018-2019 si è attivata grazie al supporto finanziario dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, e servirà a facilitare e favorire missioni ispettive sanitarie e fitosanitarie necessarie per l'apertura di mercati dove vigono barriere non tariffarie all'esportazione di prodotti alimentari italiani. Giovanni, ma che pianta che stai toccando? È l'agrifoglio. Ecco, che particolarità? È che a Natale le persone lo usano anche un po' come albero di Natale. E invece sopra sai che pianta è? Questo qui è la camellia Che si chiama sassanga. Ecco, vedi, ci siamo qua, è Sassangua. Grazie a Giovanni. Torniamo invece al nonno Paolo, diciamo così. Allora, abbiamo visto queste due piante. E perché viene utilizzata la camellia in alternativa? La camellia è una pianta invernale, fiorisce soprattutto d'inverno, proprio a Natale è in fiore, e quindi basta anche addobbarla un po' meno, che fa già colore con i suoi fiori e resiste anche dentro all'interno. Quindi diciamo che se uno non vuole prendere l'albero di Natale, cioè non vuole prendere il pino perché dice... Poi tra l'altro questa continua a vivere. Certamente che continua a vivere, una pianta perenne. Ecco, e quando passa Natale cosa diventa? Questa qua, quando passa Natale, continua a fiorire fino a marzo. E poi la mettono in giardino, nell'orto, dove vogliono per il prossimo anno. Ma d'inverno non teme? No, non teme il gelo. Quindi l'unica cosa da tenere è da tenere in esterno? In esterno, questa è una pianta da esterno che si porterà in casa per fare l'albero di Natale 10-15 giorni e basta. Diciamo l'alternativa al pino? Sì, l'alternativa al pino è questa qua e anche l'agrifoglio. Che ci sta sempre bene l'agrifoglio. Ma perché hanno scelto proprio l'agrifoglio come pianta? L'agrifoglio è anni e anni che viene scelto a Natale, perché è una pianta che un po' porta fortuna, l'agrifoglio, ed è colorata, gialla e verde, dà un po' di colore. Però tenendo un po' le somme, tra tutte le piante che si vendono nel periodo natalizio, qual è insomma che funziona meglio? È sempre l'abete, l'albero di Natale, la stella di Natale e anche la rosa di Natale, l'eleboro Niger, che è quello che fiorisce d'inverno. Bene, allora adesso noi ci fermiamo un attimo, vediamo un servizio dedicato all'agricoltura, dopodiché torneremo parlando proprio sia di stelle di Natale che di rosa di Natale. Una giornata di festa, una sede rinnovata e le novità del comparto agricolo.
Questo è stato l'Open Day alla Bonaveno Trattori di Pravis Domini. L'azienda è da oltre 40 anni punto di riferimento in Veneto e Friuli Venezia Giulia per la rivendita di mezzi agricoli e tutto quello che riguarda il mondo del giardinaggio. La Bonaveno Trattori nasce nel 1976 grazie a Gianfranco Bonaveno con la riparazione e la vendita di macchine agricole. Oggi, in questa giornata del nostro annuale Open Day, siamo qui per inaugurare la nostra rinnovata sede e per condividere questa giornata di festa con i nostri clienti. Noi operiamo sul territorio Friuli e parte del Veneto e siamo organizzati con 8 tecnici in officina, con 5 furgoni officina mobile che diamo l'assistenza anche nel campo ai nostri clienti, sempre per essere più tempestivi. Un bel magazzino di cambio ben fornito. Prima del taglio del nastro all'inaugurazione della nuova sede, la Bonaveno Trattori ha voluto omaggiare i suoi clienti storici. In esposizione a Pravis Domini i migliori marchi e i mezzi più all'avanguardia del momento, come quelli presentati proprio in occasione dell'Open Day. Noi trattiamo come trattori, abbiamo il gruppo Sam & Deutz-Fahr e macchine da raccolta della vendimmiatrice trattiamo Gregoire. Poi abbiamo come macchine a finaggione, Krone e varie attrezzature per il vigneto. Oggi è una giornata importante che presentiamo il nuovo frutteto a variazione continua della Deutz, una macchina ben ricca di accessori con l'assale sospeso, un bel impianto idraulico molto funzionale per varie attrezzature a poterci attaccare. E come vendimmiatrici Gregoire presentiamo la nuova GL8, la prima nel mercato italiano, con un nuovo sistema di diraspatura che permette la pulizia del prodotto sempre innovativo e migliore per essere sempre all'avanguardia con i tempi di oggi, un nuovo motore, una nuova elettronica e una gran macchina. Non manca un completo e fornitissimo reparto giardinaggio, con attrezzature moderne che soddisfano sempre di più le richieste dei professionisti del settore. Tra i nostri marchi più prestigiosi c'è il marchio Honda, e poi il marchio Toro e anche la Eco. E quindi ci sono molte novità, anche oggi presentiamo i nuovi robotizzati Honda per facilitare la cura del giardino. Una cosa molto importante è che oltre alla vendita offriamo assistenza tecnica specializzata e ricambi originali. Giovanni, dove ci hai portato adesso? È nel vivaio. E qui cosa troviamo? Le stelle di Natale, si chiamano glitter. Queste, poi ne vedo delle altre lì, cosa sono? Sono le bianche, queste qui. E quelle che invece erano di adesso di prenderli in basso? Sono le rosse. Le rosse normali. Ok, perfetto. Senti, ma questi sono i fiori allora? No. I fiori dove sono? Qui. Ah, e questi invece cosa sono? Me lo dimentico sempre. Ma si chiamano brattee, giusto? Brattee. Che poi sarebbero? Foglie colorate. Bene, è bravissimo Giovanni, stai imparando anche dal nonno Paolo. Sì. Com'è andata di tanto la vendita delle stelle di Natale? Beh, buona quest'anno, sì, normale, come tutti gli altri anni. Sempre un leggero aumento, ma va benissimo. E di queste varietà qual è che è andata di più? Quella rossa. Quella rossa? Sì. La glitter? La glitter 50%. Però so che qui ne manca una perché le avete già vendute tutte. Sì, cioè? Ci manca quella lì marmorata. La marmorata? Sì. Che particolarità ha la marmorata? Cioè, è un po' rossa e un po' bianca. Però sappiamo che di Natale ci sono le stelle, ma ci sono anche le rose di Natale. Però prima di vedere la rosa di Natale, Giovanni, cosa facciamo? Passiamo alla pubblicità. Seconda parte dell'ultima puntata di Agricoltura Veneta per questo 2018. Giovanni, vediamo un albero piccolo come te. Come mai? È una giovane pianta, sarebbe l'abete bianco, ma tra 10 anni è grande. È grande come te? Sì. Forse anche di più perché sarà anche più alto? Sì. E allora, signor Paolo, perché ha questa pianta qui? Perché qualcuno ci chiede anche qualche piccola piantina per mettere magari in ufficio, un piccolo angolo. Sono piantine che io ho in vivaio, che le metto a dimora in primavera,
perché crescano tra 8-10 anni, sono pronte a essere vendute sui 2 metri, 2,50 metri. Però noi ci eravamo dati appuntamento in questa seconda parte per parlare della stella, anzi no, della rosa di Natale. Ecco, questa è la rosa di Natale, che si chiama Eleboro, è una pianta che vive fuori al freddo, fiorisce d'inverno, fiorisce da novembre fino a gennaio, è una pianta acidofila che si pianta a mezz'ombra da noi, d'estate, si può tenere in casa 15-20 giorni, ma lei ama stare fuori al freddo più che al caldo. Ecco, questa è un'altra delle piante insomma, che hanno funzionato durante questo periodo. Sì, perché c'ha una lunga fioritura, fiorisce per 2-3 mesi, continua anche 4 mesi. Molto bella la fioritura. E dopo, quando finisce la fioritura, la pianta muore? No, è una pianta perenne, si mette a dimora in giardino, nell'orto, a mezz'ombra. È una pianta acidofila, con il terriccio suo acidofilo, e crescerà, anzi cresce molto bene e anche viene molto più grande. E se io ad esempio per l'ultimo dell'anno vado a una cena un po' elegante, che pianta mi consiglia? Beh, prima di tutto un masso di vischio che porta fortuna, che tutti lo sanno, e poi una bella composizione anche di orchidee che sono sempre belle, insomma colorate, molto belle, e ha un fiore che dura 2-3 mesi anche loro. Ma prima di parlare di orchidee, Giovanni, cosa facciamo? Passo la parola al nostro agrigiardiniere Adriano Favaretto, che ci racconterà del vischio. Siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno e vi voglio parlare del vischio, una pianta parassita, una pianta che vive proprio come un parassita attaccato ai rami degli alberi su in montagna. In queste bacche bianche sono contenuti i semi, uno ogni baca, in questo caso eccole, qui ce n'è uno, abbastanza vischioso, ecco perché si chiama vischio. Questo qui si inserisce dentro un crepaccio di una pianta, della corteccia, di un ramo, e lì succhia la linfa e vegeta da solo. Questi rami sono difficili da conservare poi in casa, insomma, servono solo per le festività qua del Capodanno, perché altrimenti qua da noi non ho mai visto nascere, sviluppare, diciamo, no? Hanno solo quella funzionalità dell'ultimo dell'anno. E il detto vuole che chi si bacia sotto un ramo di vischio rimane invischiato tutto l'anno. Tanti auguri e figli maschi e femmine. Dopo il vischio, Giovanni, queste sono? Orchidee. Senti, di queste quale ti piace di più? Questa. Qual è che vuoi regalare alle tue fidanzate, che ne hai 4? Questa sempre. E a quella che invece hai lasciato? Era una maestra. Ah, va bene. È andata a Treviso. Ah, quindi ti ha lasciato lei, insomma? Sì, intendo, è andata a Treviso, ma mi vuole sempre bene. Va bene. Allora, continuiamo il nostro viaggio su, diciamo così, i fiori natalizi, e in questo caso per un ultimo dell'anno. Signor Paolo, un'orchidea fa sempre la sua bella figura. Certamente l'orchidea è una pianta fantastica, ha una lunga fioritura, ha tanti colori, è facile da coltivare perché si accontenta di poco. Ecco, appunto, cerchiamo di capire com'è l'orchidea, perché tutti dicono ma ci metto la terra sull'orchidea. No, niente, c'è solo qua pezzi di corteccia perché la pianta stia in piedi, perché l'orchidea si nutre dalle sue radici. Questa è la spugna, dentro c'è la radice, cattura l'umidità nell'aria e lei si nutre. Però attenzione, ogni 20 giorni bisogna fare un'immersione di acqua con un po' di concime per nutrirla. Abbiamo parlato di orchidee e adesso, Giovanni, cosa facciamo? Sentiamo le previsioni del tempo, fine 2018, inizio 2019, con Giancarlo Ienicelli. Continua l'azione ormai forte di un anticiclone che protegge, tra virgolette, un po' tutte le nostre zone. Protegge perché impedisce il passaggio dei sistemi perturbati, che sono quelli che portano pioggia ed eventualmente neve sui rilievi. Quindi abbiamo un tipo di tempo stabile, però in pianura il rovescio della medaglia legato alla lunga permanenza dell'anticiclone sono le nebbie. Le nebbie che insistenti si formano sulla pianura e gradualmente
parzialmente e temporaneamente, durante le ore più calde poi si dissolvono, lasciando il cielo sereno. Quindi prevediamo per quasi tutta la settimana questo tipo di tempo. In teoria il cielo è sereno, poi però in realtà la nebbia forma nubi stratificate e nelle primissime ore del giorno copre il cielo, quindi ci impedisce la visione del cielo. E poi gradualmente, come ripeto, nel corso delle ore più calde, nel corso di metà giornata, il sole è alla meglio e quindi rasserena il cielo. Non sono previste piogge, se non a fine settimana, ma questo poi confermeremo, e per il resto non sono previsti altri fenomeni. Anche le temperature per ora rimangono al di sopra della media, infatti per domani ancora le minime in pianura sono previste al di sopra dello 0, ma di poco, le massime 5, 6, 7 gradi a seconda dei rasserenamenti parziali. Poi nel corso della settimana avremo invece un abbassamento delle temperature, soprattutto le minime, che probabilmente ogni giorno scenderanno sotto lo 0, 2, 3 gradi, le massime invece non andranno mai, ripeto, sempre in pianura, al di sopra dei 5, 6, 7 gradi nel migliore dei casi. I venti sono deboli, di direzione variabile, l'alta adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Siamo arrivati alle conclusioni. Giovanni, ma perché hai una rosa in mano? Perché è la pianta del 2019. Signor Paolo, è vero che la rosa è la pianta del 2019 secondo lei? Sì, è vero. Lei è di parte però, perché qui vediamo, lei da quanto tempo è che innesta rosa? È a più di 50 anni. E come mai la rosa? La rosa perché è un fiore che ti dà vita. Ti dà vita, è un fiore bellissimo, fiorisce da maggio a novembre, inoltrato, facile da coltivare ed è sempre sorridente come pianta. Ecco, vediamo che ci sono delle rose che però stanno fiorendo adesso che siamo a fine dell'anno. Sì, queste qua abbiamo messo dentro in serra per farle fiorire un po' prima, per Natale. Che tipo è questa? È una rosa arbustiva questa qua, una rosa arbustiva che cresce alta circa mezzo metro e fiorisce continuamente da maggio a novembre. Soddisfatto, diciamo così, dei commerci natalizi? Sì, io sì. E lei per il 2019 cosa si aspetta? Mi aspetto che la gente abbia un po' più di lavoro e anche un po' più di soldi per comprare piante, fiori, rose e anche altre cose, insomma. Da bravo nonno, l'ultima parola la lasciamo a Giovanni. A Giovanni, esattamente. Allora ringraziamo Paolo Pastrello, andiamo con Giovanni. Giovanni, cosa ti aspetti tu per il 2019? Mi aspetto che tutta la gente che ama le piante ama anche le rose, anche chi non l'ha vista, che un giorno viene qui e la vede. Bene, allora adesso noi facciamo gli auguri perché è l'ultima puntata del 2018, cosa diciamo ai nostri telespettatori? Buon anno a tutti adesso. Ma guardali lì. Ok. Dai. Buon anno a tutti adesso. Passiamo la parola al gruppo folcloristico di Treviso. E noi ci vediamo nel 2019 con una nuova puntata di Agricoltura Veneta. Buongiorno a tutti, qua siamo dentro ai Case Piavone. Sono di fronte a una bicicletta, sarebbe la bicicletta del Senser, dita in dialetto, ma adesso tanti non capiscono il nostro dialetto, questa sarebbe del Norcino. Egli era una persona, ovvero che andava per le case per copare il porsel. Ecco, e del porsel, parlando scetti, non si buttava via niente, neanche i pei, perché qui vendeva per fare i penei. E il sangue veniva raccolto per fare dei dolci e dopo veniva fatto a tocchi e fatto i salami, o socoi, quello che sia. Arrivava su una casa, io comandava a tutti e tutti silenzio, uno solo, e femmine scaldar l'acqua, avanti, i tosatei, porta qua, il mastel e qua e avanti, insomma gli dava ordini, ecco. No, come adesso magari in 3-4 tutti che comanda e non si capisce più niente, ma il tema è che finisce l'anno 2018 e scomincerà un altro, ma intanto mi vedo star sempre in salute e in buona armonia, con gli alti e con i bassi bisogna fare una guaiva, l'avevo capito, grazie, stemme ben. In collaborazione con
Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.